Riprende da domani il servizio turistico della tua, insomma il bus scoperto che girerà tutta la città. Sì, e da domani è tanto atteso questo servizio turistico, partirà da Piazza Aldomoro, la linea blu, e farà il giro intorno alla valle, raggiungerà sia il Giardino della Colimbetra fino a Scala dei Turchi, e così come la linea rossa. Sarà attivo dalle 8:10 la prima corsa fino alla sera con le corse notturne. Quindi chi vuole prenderlo avrà la possibilità anche di scendere nelle varie tappe, come diciamo avviene solitamente per questo tipo di servizio. Esattamente, e con lo stesso biglietto, la validità giornaliera, possono i passeggeri salire e scendere in loro comodità e girare per tutta la città, concluso Porto Empedocle e Realmonte. Ecco, quanto dura il tour solitamente? Dura 2 ore, però chiaramente con la possibilità di salire e scendere si gestiscono loro stessi gli orari. Vogliamo specificare meglio le tappe che sono scritte nel calendario? Sì, e noi abbiamo con la linea blu la partenza a Piazza Aldomoro, poi la fermata Tempio di Giunone, Sant'Anna, Porta Quinta, la Casa Pirandello, Torre di Carlo V e la Scala dei Turchi, e il ritorno nuovamente a Casa Pirandello fino a Piazza Aldomoro, fino poi arrivare alla Bibirria, la possibilità là di visitare fino alla cattedrale. Il servizio inizia a che ora la mattina? La prima corsa alle 8:15, l'ultima alle 18:15 e poi inizia il servizio notturno. Ecco, tra le tappe particolari c'è pure la Scala dei Turchi, una tappa sicuramente importante per i turisti, considerando anche la località estremamente elevata di richieste. Sì, è una tappa molto suggestiva e molto richiesta, hanno la possibilità perché coprendo con tutte e due le linee, sia la blu e la rossa, copriamo questa fermata col passaggio ogni ora dei nostri bus.